Pieri e l'agnot dai Muarz di Mary Paoloni, Aviani e Aviani Editori. Alle arrivat l'autunno e lis giornadis a son un'evore curtis. Lucie e iete so chiamare, con tuneman e chiarecce cutti il chianot blanco e neri che il pai ha regalato quanche ha finiti ains, e con che altre e gire gli spaginis di un libri che sta leint. A Lucie i piace un'evore lei, i plasin gli storis avventurosis, i colors e i dissens che chiate in tai libris e l'odor de chiarte. Quanche lei, a lei inutil fevelai, no sint e no viod nuie di ce cal succeddu l'intor. A un certo momento, cuti al lieve su e al tacche a vuacà. Lucie e alce i voi e chiale pal barcon. Di fur e ie une grande fumate. Si rive giusto a riconosci il morar che alle tal curtil. In queste stagioni, alle cence fueis, al somè un grand braccio stuart che al ven su dettiere, con insom une man secchie e i dez lungs e stuards. Il campanel di chiase al sune e Lucie e va più d'ogni dal barcon par ciri di capì cui cal poesiesi. Dut in un moment, devan dal veri, si presente un uomo. La frutte e pette un salto in daur, dant fur une berlade di pore, ma subit e riconosce il nono che i riduce. «Orpo nono, c'è spacche tu mi asfatti pa!» e dis la frutte. Da spo e corfur a vierge la puarte. Il nono ha là une grande cocce giale. La frutte e tacche a saltà di contentece e abbatti gli smans. «Oh, c'è biel, c'è biel, c'è biel!» Come può improntare la musata e pegnò dai Muarz. Di fatto, ogni anno, ai 31 di ottobre, nono e niece aintain la cocce più grande da l'ort. Ai fin, e ven furono musate un'evore spaventose che ven poade sul porton di chiase con dentro une chiandele che resta in piade tutte la notte. Biel che a lavorin, il nono, per tradizione, al conte une storie, per altri sempre che, sui spirits che accorren a torpe stradis in che sere. «Dai, nono!» e dis Lucie, conte la storia di Pieri che si intive tai spirits. «Benon», ha risposto il nono. Pieri, al tacche il nono, sta tornando a chiase a pite de officine. Ha lavorato fin tard perché aveva di finire un lavoro intrigos su un trattore. Con le smanste sacchette de tutte blu, sivilant, pensando alle giornate che sta finendo, quando lei a drette de chiase, al vio di lontan l'usoruz che si muove. Si ferme per capire che succede. Una schiria di inte sta venendo in cada al cimiteri, proprio verso di lui. Pieri si plate da ur dal porton e quando le persone si passi in d'oglie, al viot che son tutti svistudis compagnis, con un vestit blanc, lung, lis mans tignudis adret de muse, ampe adis sui des des flamutis che ur fas in luz. «Folk che ti trai!» al salte sul benandant. «Vue, e je la ultime di ottobre e i Muarza vengono fur des puessis per la visita lis chiasis dula che ieren a sta di vis.» Pieri agli entra in chiase, allasse la porta in spese, al parecchie sulla tavola pan, pai de fons e aghe freschie. Da spo, cidin, si mette in spiette da ur dal barcon, a chialà la processione che passe, par viodi se riconosce qualchidun. In che stegnot, al va in denanti il nono, non si può la torpe stradis, e pu armai te se tu ti dismenteis dai de fons. La conte e finis proprio quando anche la musate e gli è pronte. A Lucie e al nono non resta che la metti le fur e spietà se anche lì e passe la processione dai Muarz.